L'ultimo dettato prima delle vacanze di Natale e poi la lezione di geometria con i cubi, i prismi, i parallelepipedi. Una lezione come tante che però avviene nell'aula scolastica della clinica pediatrica di Padova. Ci sono bambini che hanno lungodegenze, bambini che hanno degenze brevi ma continuative perché hanno patologie croniche, bambini che non possono ritornare a scuola una volta dimessi e allora in quel caso si attiva l'istruzione domiciliare, ma il progetto educativo didattico è unico su tutti i bambini. Permette di vedere che sono come gli altri, che possono fare le cose che fanno i loro compagni e che una volta guariti sono i bambini come tutti gli altri. Sono pochissimi gli ospedali pediatrici in Italia con all'interno tutti gli ordini di scuola statale, dall'asilo alle superiori. Padova è uno di questi e ogni anno qui, per periodi più o meno lunghi, studiano più di 3.000 bambini e ragazzi. La scuola c'è, però non sarà il tuo pensiero, però allo stesso modo la scuola deve far dimenticare il fatto di essere in ospedale. La scuola in ospedale rappresenta un ponte di collegamento con il mondo esterno e permette ai pazienti di fare quello che fanno i loro coetanei, continuare cioè ad investire nel proprio futuro.